Questa trasmissione è offerta da VS Gomme. Con le nostre Proloco in studio pronte a sfidarsi, ma soprattutto con il grande ritorno del nostro filologico di fiducia Claudio Romanzin. Subito l'applauso a lui. Mandi. Piena forma, ma freddolito perché la sciarpa. Oh, mi mene la viola. Allora, queste sciarpe particolari, infatti, è una sciarpe dall'Argentina. Che io hai perché siccome sono anche tra le 50.000 robe, sono anche maestri di Furlan, faccio cose di Furlan, ai Siorus, via Palasera. E un anno mi è capitato, facevo il corso a Saint-Denis, tra tutte le persone che era una famiglia che veniva dall'Argentina. Era venuta su qualche mese in Friuli e venuta lì e alla fine del corso mi ha regalato la sciarpa. Allora io ogni tanto la porto, così anche perché non sono tifoso né dall'Inter né dalla Juventus e allora voi con l'Argentina. Va bene, bravo Claudio. Lui ha preparato tutti i giochi in friulano, quindi le due Proloco sono pronte, anzi presento subito il grande ritorno della Proloco di Fagagna. Eccolo qua con Francesco Capitano. Grande ritorno perché da un po' di anni che non partecipate. Sì, l'ultima edizione è stata quella del 2019, abbiamo già partecipato a 3 edizioni, comunque negli ultimi 2 anni avevamo saltato. Ecco, quindi per me è un piacere ritrovarvi, siete in forma, avete studiato in questi 2 anni, vi siete preparati appositamente per battere la Proloco che è qui come vostro avversario, che è la Proloco di Cividale del Friuli, capitanata da Elisabetta. Bentornate tutte donne! Come sempre, la componente femminile è sempre forte nella nostra Proloco. Però diciamo che una delle caratteristiche della Proloco di Cividale è l'organizzazione del trucco a Pasqua, quindi tra qualche mese. La Proloco di Fagagna le abbiamo beccati, non sanno che cos'è il trucco. Allora io in diretta direi che li possiamo invitare al trucco a Pasqua, a Pasquetta, così vedete precisamente più che volentieri. Ecco, mentre voi li inviterete alla corsa. Cambieremo con la corsa degli asini. Non so se siete già stati, ma sicuramente non a me mi preoccupa queste robe, nel senso che allora il trucco è per frus, loro non sono proprio frus, ma può darsi in passato. Ma la signora pensa che sia di un emusse, cioè che fa la cosa, mi sono mai esagerato. A guardare mettila là, scusate. Vabbè dai, ci proviamo, vediamo. Intanto partiamo con il quiz perché ci sono tanti più giochi in friulano preparati questa sera da Claudio Romanzin e poi ci sono i quiz. Le vostre pulsantiere sono pronte, che sono i vostri cellulari, quindi andiamo subito a scoprire il primo cubo virtuale, quindi il primo argomento della serata. Vediamo. Il fiume Stella, tra Codroico e Flambro, dal lago di Gonarsa, dai Monti Musi, dal Monte Chiampon. Dove nasce secondo voi? Non è dai Monti Musi, come dice la Proloco di Cividale, quindi Fagagna può ancora rispondere dal lago di Gonarsa, ma non è corretto, perché tra Codroico e Flambro. Cioè nessuno sa dove nasce il fiume Stella, Claudio? No. Mi dispiace per loro. No, è un fiume di risultive, cioè un fiume di risorgiva e quindi nasce in zona di risorgiva, appunto, ha più di una fonte, ha più diramazioni iniziali tra Flambro e Codroipo. Anche perché tra l'altro il lago di Gonars non esiste proprio, non mi risulta che esista. Eppure chissà dove l'hai visto il lago di Gonars. Sono andato per forse pensavi al lago di Garda. Sì, però. Vabbè, è la prima domanda, il primo quiz è andato così. Non togliamo punti e già questo è un buon risultato, siete ancora 0-0, quindi proseguiamo, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale e quindi il prossimo argomento. Cividale Fagagna 0-0.
avete più tempo per pensarci, più punti in palio, 30 secondi. Secondo l'ipotesi più diffusa, da dove deriva il nome di Aquileia? Dal latino aquila, dall'areo troiano Aquilio, dal preromano Achilis, dal veneto acqua. Lei. Non è la B. Sì, proprio scontato. Fagagna si consulta, Francesco si consulta con la sua proloco Devi parlare più forte. e dice dal latino aquila, ma invece dal preromano, cioè partiamo benissimo. Guarda, veramente. Puntata entusiasmante, carica di tensione, insomma è la partita di ieri sera, Era proprio, Sì. Vabbè, niente, qua stendiamo un velo pietoso, C'è nel equilibrio senso, tra le dal squadre. lago di Gonars a... Sì, Comunque, volevi dire, d'utilis quattro interpretazioni erano plausibili, erano possibili. Potevano confondersi. Il discorso di Achilles è semplicemente l'interpretazione che è considerata che è giusta, ma corretta. non è nessuna garanzia. Ecco. No. va bene, dai, siamo ancora 0-0, ma siamo solo all'inizio, quindi andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, come andrà al terzo quiz, vediamo. Sport, 15 secondi da 2 a 5 punti. Qual è stato il miglior piazzamento di tutti i tempi del Pordenone Calcio? Quarta in B, ottava in B, dodicesima in A, seconda in C. Seconda in C non è corretta. Vediamo se i nostri amici di Fagagna, Francesco, se segue il Pordenone, non è nemmeno l'ottava in B, ma è E io quarta in propongo B. un applauso. No, eventualmente abbiamo le domande di spareggio se va avanti così. I vin 3 domande di spareggio, 3, e no 1. Ancora 11 le bruciamo. Mi sa Bisogna che che si rimettete Guninen in carreggiata, sì. un momento. Mi sa che non è Rigorski, Siamo ai rigori, sì. Vabbè, questo era il miglior risultato, il miglior piazzamento del Pordenone, quindi non seguite la squadra nero-verde, no. Allora Che era andiamo avanti. tra l'altro una domanda in omaggio ad Alexis, perché Alexis bazzica Lignano dove certo, dove gioca il Pordenone Calcio. Calcio, giustamente, sì. Però loro non bazzicano Lignano come me. No. Quindi andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale nel nostro... andiamo a scoprire l'argomento del nostro cubo virtuale. Enogastronomia, vediamo. Qui ci proviamo. Piatto tipico della Val Torre a base di polenta, latte, burro fritto e formaggio vecchio, zimlinda, cucurusni scrob, kartoffel salad o ciccana. Si dice così? Sì, no. Io non l'ho mai mangiato. Polenta, latte. Nessuno ha risposto? Nessuno non ha abbiamo risposto? Sì, anch'io penso di aver risposto. Perché 15 secondi nel frattempo sono passati e nessuno ha risposto. Cioè andiamo benissimo ragazzi. Cioè, qua volete mantenere il pareggio costante. È per non farci degli sgarbi, no? Esatto, Perché sì. insomma... Io propongo di dare la vittoria per ordine alfabetico. Come Una a volta a scuole, testa, però. come a scuole, quando interrogavi, no? Tacchi di persona, così. Vabbè. Credo non sia mai successo quest'anno. Ma c'è sempre una prima volta. Allora andiamo avanti. Vuoi parlare del dolce tipico che io non conosco? Allora, no, non è proprio un dolce, un piatto. non è proprio un dolce, è un piatto. Allora, il primo, li ho messi apposta, da un po' di puntate metto tutti questi prodotti qui solo per il piacere di sentirti Come io li leggo. storpiare le parole slave. Grazie. Allora, la prima, la smirzlina, è un piatto russo, non sta domandando, c'è che non lo sa, io l'ho chiamata Torskri. Dopo invece il kukuruzny skrob, o kukuruzny skrob, è un piatto slovacco, un piatto slovacco a base di mais. E il terzo è un piatto tedesco, è la volgarissima insalata di patate. Invece la uccicana è questo piatto tipico appunto della Valle del Torre, presente anche in realtà anche in Slovenia, ma diciamo particolarmente qui. Bene. Mai mangiato di Sarai
non sa. Allora, concentriamoci adesso, Francesco, anche tu, insomma, concentrati. Dopo 2 anni che non vieni qua non si può fare sta figura, cioè mi raccomando, concentrati, fatti aiutare dalla tua squadra. Anche tu, Elisabetta, adesso concentrati. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento, allora. Territorio. Se una persona nel suo codice fiscale ha la sigla G888, dove è nato Tolmezzo, Pordenone, Udine e San Daniele del Friuli? Cividale di Tolmezzo non è Tolmezzo, quindi o è Pordenone o è... Bravi! Clamorosissimo! Un applauso per i primi punti! Ce l'avete fatta, dopo 2 anni avete conquistato i primi 3 punti. Per esclusione, ma ce l'abbiamo fatta. No, ma ci hai provato a caso? Com'è No, andato? no, perché Udine e San Daniele sì. sono le nostre zone, diciamo, esclusa Tolmezzo che l'hanno sbagliata loro, rimaneva Pordenone. Meno male, dai, così almeno hai conquistato i primi 3 punti. Adesso è arrivato il momento del primo proverbio in friulano che leggerà il nostro Claudio Romanzin. Chi avrà la possibilità di rispondere per prima la proloquo di Cividale del Friuli che è in svantaggio. Quindi andiamo a vedere il primo proverbio che uscirà in grafica e leggerà il nostro Claudio. Devi mettere anche io chiai. Agricoltor avar non fo mai ric. Ecco, noi vogliamo sapere, cara Elisabetta, che cosa si intende dire con questo proverbio. È il tempo della pubblicità per pensarci, per consultarti con le tue colleghe e hai 5 punti in palio se dovessi riuscire a darci la risposta esatta. Se sbagliano diamo la parola a Fagagna. Quindi ci vediamo tra poco, Lo sapevo! Lo sapevo con le 2 proloquo in sfida, la proloquo di Fagagna e la proloquo di Cividale del Friuli. Fagagna ha conquistato i primi 3 punti dopo tanta sofferenza e tanto studio, no? Perché grazie al fatto che loro hanno sbagliato siete riusciti alla fine a rispondere in maniera esatta. Però insomma adesso voi avete avuto la possibilità di pensare anche voi assieme alla proloquo di Cividale alla possibile risposta sul proverbio, il primo proverbio lanciato in friulano. Lo rivediamo in grafica, lo rileggerà Claudio e poi sentiamo la risposta di Elisabetta. Agricoltor avar non fo mai ric. Allora Elisabetta, dici... Allora, il senso che abbiamo interpretato è che se uno non semina abbastanza non raccoglie tanto, quindi non potrà mai avere un buon raccolto. Quindi se lo estendiamo, come diceva, chi semina raccoglie. In questo caso bisogna seminare tanto per poter raccogliere, altrimenti non ci si arricchisce in tutti i sensi. Va anche bene o no? Io Sì, è giusto, le chiedi il significato. Chi semina raccoglie. Chi non semina non raccoglie. La proloquo di Cividale conquista 5 punti. Brave ragazze. Grazie. Vi siete salvate con il proverbio. Ma ci sono altri quiz, quindi preparatevi con le vostre pulsantiere perché partiamo subito con il primo cubo virtuale e andiamo a vedere appunto l'argomento. Territorio. Quale raccolta è ospitata al primo piano del castello di Gorizia? Monete antiche, statue moderne, giocattoli antichi, strumenti musicali antichi. Quindi A, B, C o D? Nel castello di Gorizia. E strumenti musicali antichi. Brave le ragazze di Cividale. L'avete visto? No, non siete andati al castello, non l'avete visto? Ah, sì, brave. Voi no?
No, sebbene sia un suonatore in una banda musicale, non conoscevo la risposta. Ecco, adesso devi andare per Sarà un motivo in verificare. più per andare. Bene, allora vediamo la situazione del punteggio. Cividale 8, Fagagna 3, grazie al fatto appunto che Cividale ha risposto in maniera esatta al proverbio, ma poi ce ne sarà un altro di proverbio, ci saranno a testa 20 parole in friulano, quindi avete la possibilità di darci più risposte e quindi avete più punti in palio. Andiamo a vedere il prossimo quiz, il prossimo cubo virtuale. Cultura, 30 secondi, avete anche più punti in palio. Quale di queste cime non è legata a battaglie della Grande Guerra? Cima dei Preti, Monte Cucco, Monte Sabotino, Monte Santo. Ha risposto Fagagna per primo, cioè ha sentito il suggerimento da Cividale Sono andata per esclusione anche e ha qua, in risposto, realtà. perché io ho sentito lei. Sì, perché io ho schiacciato. Io... Bravi. Ma lui è stato più veloce. È stato più veloce. In realtà è stato un gioco di esclusione, perché anche in questo caso il Monte Cucco lo sapevo, se si chiama Santo immagino che fosse legato il nome a qualcosa legato alla Grande Guerra. E... Di solito rimanevano lo due. danno prima della Grande Guerra. Claudio, sono stati Perfetto bravi. ragionamento. Però mi ha Allora, aiutato Monte anche. Sabotino e Monte Santo sono Donje Gurisse, come sono in Sì. territori sloveni, ma sono Tor Gurisse. Il Monte Cucco a lei invece, sempre comunque sostanzialmente in zone Donje Euslavia, che sbandi lì. Cima dei Preti invece è in provincia di Pordenone ed è nella vallata, la zona, grosso modo la zona della Valcellina, e non è stata sede di battaglie, quindi sì, il ragionamento per esclusione è giusto. Va bene. Bravo, bravo. E infatti hai fatto un bel balzo in avanti, conquistate 9 punti e quindi adesso siete a 12, Cividale 8. Andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Territorio. Quanti anni fu costruito il campanile di Mortegliano? 12, 5, 3 o 1? A, B, C o D? Tu dici 5 anni, non è corretto. Loro dicono 12 perché è talmente alto che invece sono 3. Non tantissimo. Dal 1956 al 1959 Alexis c'era e può Sì, confermare mi ricordo, sì. appunto le fasi di costruzione. No, disin che volte forse si lava un momento in cui svels di Cumò, ecco qui lavoro, forse le che non sa. Ecco, non sa. Infatti, perché Però uno dice, bisogna dirti la verità, che hanno fatto tanto in premura a Falu, però 20 e 30 anni dopo, metti man, Metti- per sistemarlo perché aveva dei con la problemi. Veiu, sì. Come Pisa. Va bene. Allora, vediamo la situazione delle nostre proloco in questo momento, con Fagagna 12 e Cividale 8, ma abbiamo altri quiz e poi andremo anche a giocare con le parole in friulano. Vediamo il prossimo cubo virtuale. Enogastronomia. Quanta parte dell'olio d'oliva italiano è prodotta in Friuli Venezia Giulia? Lo 0,03%, l'1%, 0,3% o 5%? Secondo voi? Fagagna dice l'1%, Cividale dice il 5%, invece è poco, 0,03%. Così poco, Claudio. Sì, no, è colpa mia, non si chiama, no, qui chiali, insomma che sei di colpa mia, no, il Friuli non è proprio una regione, No, Friuli Venezia Giulia, anzi scusate, non è proprio una regione di produzione d'olio, ha lei un po' di produzione, un minimo, ma poi è al terzultimo posto in Italia, abbiamo l'onore di precedere il Piemonte e la Valle d'Aosta, Valle d'Aosta sì. 0. Sì. 0. Va bene. È simpatico perché, curiosità, così facciamo lo sborone, visto che sappiamo queste cose, il 50% di tutto l'olio d'oliva prodotto in Italia viene prodotto in Puglia. In Puglia, è Il buonissimo. 50%. Va bene, andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento e poi ci sarà il gioco in friulano. Sport.
friulana Maria Zonta è stata la prima campionessa italiana di quale sport? Beach volley, tiro con l'arco, pattinaggio artistico o pugilato? Maria Zonta. Dice pugilato Cividale, ma non è corretto. Fagagna dice tiro con l'arco. Bravi. Ed è corretto. Che poi io vorrei sapere se sei lanciato così. In questo caso è fortuna, sì. No, metto senza Stato problemi. sincero. No, mi piace perché che altre volte sarà per esclusione, cioè, che vuol dire che non la sapevi. Come è per cool, che vuol dire che non la sapevi. Però insomma va bene. In maniera differente di mettere, no? Va bene, adesso andiamo a vedere la situazione in grafica delle nostre proloco, il punteggio, perché è arrivato il nostro gioco in friulano. Quindi Fagagna 15, Cividale 8, anche in questo momento siete in svantaggio e quindi lancio la sigla tra due lingue e siamo pronti per la scelta della busta da parte della proloco Cividale. Allora, la 1 o la 2? A 2. Questa. Tu lo sai che in una busta abbiamo dall'italiano al friulano e nell'altra dal friulano all'italiano. Tu preferiresti? Guarda, per come sta andando stasera penso che sia tutto irrilevante. Sì. Preferisci dal friulano all'italiano e invece è dall'italiano al friulano ed è la busta 2, ricordo la regia, e 1 minuto di tempo, io le darò in italiano, tu me le darai in friulano. Partiamo con la prima parola. Appena siamo pronti, appena la vedo. Pronti? Prete. Plevan. No, Prete. Predi. Parroco. Plevan. Cappellano. No. Cappellano, ma non... Tonaca. No. No. Tonaca. io avevo un po' permesso. Allora ripartiamo con prete. Prede. Per- Predi. Parroco. Plevan. Cappellano. Capellan. Tonaca. No, si dice. Tonaca. Tonaca, ma non è... Cioè, vieste, ma non... No. Può darsi in dai buine vieste con un atto di grande generosità. Dai. No, termina il tempo, quindi siamo Sì. 3 su 10. La tonaca era Toni, La Toni, Toni. o Tuni, dipende dai poesti. Insomma. Stola, poi c'era Stole, Le cose italiane. Turibolo, Turibul, Baldacchino, Baldachin, Candelabro, Candelir, Chandelier. Calice, Chialic, giusto? Chialic? No? C'è Mutise. Sì, dai, ti la do i E buine. poi le Pisside. La Pisside. Pisside, scusami, Pisside. Che par furlana è? Pis- Pisside, compagni. Pisside. E manco Sì. mal che hanno fatto messe da spadon. Andiamo. Vabbè, 3 su 10, dai. 3 su 10. Carissimi fagagnesi, tocca a voi. Sì. Adesso tiravamo anche. io le dirò in friulano e voi in italiano. Come siamo, Francesco? Parli in friulano Sì, tu? parlo friulano, spero di avere dei validi aiutanti alle mie spalle, quindi... Perché siccome parli in friulano non li sai in italiano, dici? Cioè, se dicendotelo io in friulano... No, perché magari, No, ma magari possono va per sempre aiutarmi. Va per esclusione. Allora, la busta 1, dal friulano all'italiano, che qua ha 10 parole, se sbagli torniamo indietro e quindi ripartiamo dalla prima parola. Partiamo dalla prima che è Inferno, Diaul, diavolo, Satanas, Satana,
Infier. Inferno. Diaul. Diavolo. Satanas. Satanas. Satanasso. Forchie. Forchie. Forca. Fuc. Fuoco. Chiasti. Castigo. Tristerie. Cattiveria. Sinestri. Sinistro. No, non è sinistra. Hai detto sinistra? Cioè, Sinistro. Ah, scoreade. Scoreade. È la frustata. Tumie. O tumie. Tumie. L'ultima parola. Terminato il tempo. Beh, 9 su 10, bravi. Tumie. Tumie era supplizio, strazio, tormento. Ah, le tumie. Certo, che parole hai scelto sto giro? Oh. Ma le capisco, loro avevano di là messe e salvavano l'anime e loro invece erano in talunfier, capisco? Era un Ah, adesso... nome che loro talunfiera si sono salvati. e loro a messe non sono saltati fuori. Molto bravi, No, sì. a lei che a lei saltato fuori sbagliare, no? Perché di Cividate hanno una storia col diavolo. Sì. E che di Feagne no, ma va bene, dai. Va bene, allora chiedo alla regia se hanno già fatto il conteggio per capire com'è la situazione. Sì, quindi Fagagna 24 punti, Cividale 11, ma abbiamo altri quiz e poi c'è ancora un proverbio che lanceremo tra poco e poi altre parole in friulano, quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo. Sapevo con Cividale del Friuli e Fagagna, le due pro loco in sfida questa sera. In questo momento Fagagna è in vantaggio, ma abbiamo tanti altri quiz, 5 in realtà, 5 quiz, ma tante parole in friulano ancora e un proverbio. Partiamo con i quiz e quindi con il prossimo cubo virtuale andiamo a scoprire l'argomento. Territorio, Cornazzai, Gradiscutta, Canussio, Belgrado sono frazioni di quale comune? Tra questi, Pravis Domini, Varmo, Precenico, Cammino al Tagliamento. Vedi che... Perché bazzichi a Varmo? Sì, ho frequentato abbastanza. Mi è capitato spesso di... L'amorose? No, di passare andando a Legnano, passiamo per le... Per Varmo, e quindi sei fatto tutte le frazioni? Sì, più o meno, insomma, non tutte, ma... E invece voi lei è stato più veloce? Perché Sì, anche è stato più veloce, sì. Vedi, adesso ci ha preso gusto con la velocità. Sì. Va bene, andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Sport, 15 secondi da 2 a 5 punti, parliamo di Fabio Cudicini, storico portiere di Roma e Milan degli anni 60, era originario di Lignano, Monfalcone, Aiello, Trieste. Nessuno si ricorda di Cudicini. Non è di Aiello. Nessuno si ricorda, ma è di Trieste, era originario di Trieste. No, c'è stata una discussione tra me e lei. Io dicevo Trieste, lei diceva Aiello, vabbè. No, Aiello era il luogo d'origine invece di un famosissimo altro campione del calcio che sicuramente sapete chi è. No, nessuno lo sa, Cappello. Masse Giovins, Cappello. Bearzot. Bearzot. Ecco, allora, che lì, che noi furlana lo sapeva, e prossime volte facciamo partecipare a nome di no furlana. Vabbè, adesso vedete la situazione, Fagagna 29 punti, Cividale 11, andiamo avanti con i nostri quiz e poi scopriremo appunto anche il prossimo proverbio. Enogastronomia, andiamo a Sutrio, che ospita una grande manifestazione gastronomica dedicata a tiramisù, frico, charsons o patate. I charsons, subito veloci a Fagagna,
I ragazzi di Fagagna sono veloci. Quando si tratta di mangiare siete veloci. Sì. No? E ho i suggeritori giusti che mi hanno detto subito la risposta. Va bene, e invece loro sono più veloci. Niente da fare. Allora, andiamo avanti a scoprire il prossimo cubo virtuale, ce ne sono altri 2, con Fagagna che adesso ha 33 punti. Andiamo a vedere il cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio. In quale area naturale sono stati introdotti nel 1991 i cavalli della Camargue? Ma avevo schiacciato. Cioè, non è che dato le risposte che... No, ma avevo schiacciato. Sì, lo sapevo, dai. Lo sapevi? Sì. L'ho capito che lo sapevi. Come mai lo sapevi così veloce? Perché ho una laurea in scienze ambientali, per cui mi ha portato a conoscere questi argomenti, ecco. Sì. Non sei andato per esclusione, sto giro? No, sto giro no. E invece, Elisabetta, cosa c'è? No, avevo schiacciato prima di finire di leggere ancora la risposta. Ma lui è ancora più una roba incredibile, adesso ha preso gusto e risponde... Beh, visto che la laurea facciamo commentare a lui. Devi porre che mi rispondi perché lo mangi. Chi sul mangiare sono pronti. Vabbè, no, manco male. Quindi raccontaci tu qualcosa. No. Lo facciamo commentare a Claudio? Preferisci? No, lasciamo lui perché sicuramente saprà esprimersi in maniera più corretta della mia. No, raccontaci questa curiosità. Ah, io? Sì. Ah, no, è una semplice curiosità, nel senso che l'area ambientale, l'ambiente dell'isola della Cona, che è paludoso, è particolarmente idoneo, si è rivelato particolarmente idoneo all'inserimento di questi cavalli che sono stati introdotti negli anni, appunto all'inizio degli anni 90 in via sperimentale e sono ambientati benissimo, si sono inselvatichiti, nel senso che i cavalli della Camargue comunque sono animali allo stato brado e sono diventati proprio l'attrazione principale, quindi in realtà per assurdo l'isola della Cona, come tante altre zone di tutela ambientale che abbiamo umide, perché abbiamo Marano, abbiamo la Foce dell'Isonzo, abbiamo varie altre realtà con i Friuli, sono tutte molto belle, e in realtà l'isola della Cona è famosa per l'unico animale che non è autoctono, che non è originario di lì, ma è diventato il punto di attrazione. Corretto? Corretto. Bene. Allora possiamo andare avanti e scoprire il prossimo cubo virtuale e quindi il prossimo argomento. Cultura, più punti in palio e più tempo per pensarci. Nella bandiera del Friuli dove guarda l'aquila? A sinistra, in alto, a destra, in basso? Non lo so, non so distinguere. Fagagna. Non so distinguere. Bravi. No, perché non so distinguere destra e sinistra, quindi era assolutamente inutile. Cioè ce l'ho davanti ma non saprei, non riesco a distinguere destra e sinistra. Claudio, ma hai fatto delle domande? Queste No, ma della foto perché questo era a specchio. Vorrei nome fa notare che mi fia nu fains, ma sa riconosci la destra dalla sinistra. E io no. Comunque, per carità. Io ho fatto il tatuaggio sulla destra per ricordarti che è la destra? Sì. Ma è i suoi così, cioè. Ognuno ha la risorsa. No, guarda a sinistra perché nel senso dobbiamo considerare la bandiera rispetto al palo, naturalmente, quindi guarda a sinistra, cioè guarda verso il palo. Ok, Francesco ha dato la risposta esatta, ma c'è il proverbio in friulano adesso, quindi vedete che Fagagna adesso è in gran vantaggio, 48 punti, Cividale 11, ma diamo la possibilità alla Proloco di Cividale di rispondere al proverbio in friulano, quindi lo leggerà il nostro Claudio, lo vediamo in grafica. Tu mi fai lavorare o signora? Sì. Quel che ti vuol mal ti onge, quel che ti vuol ben ti sponge. Allora pensaci un attimino con le tue colleghe, andiamo in pubblicità e poi ci darai la risposta. Se dovessi sbagliare diamo la possibilità a Fagagna di rispondere. Quindi ci vediamo tra poco perché andremo anche a parlare dell'iniziativa delle 2 Proloco in studio. A tra poco.
Ragazzi, lo sapevo, ci siamo lasciati con il proverbio in friulano, lo rivediamo assieme in grafica perché Elisabetta con le sue colleghe ci ha pensato durante la pubblicità, quindi lo rivediamo e poi sentiremo la risposta. Me lo rilegge Claudio. Quel che ti vuol mal ti onge, quel che ti vuol ben ti sponge. Allora, cerchiamo di dare un'interpretazione abbastanza corretta. Abbiamo pensato che chi ti invidia, ti vuol male, cioè non ti vuol bene, è la persona che di solito ti lusinga, ti dice le belle parole, mentre invece chi ti vuol bene è quello che ti sprona, ti spinge sulle cose, quindi magari ti dice anche le cose che ti possono dar fastidio, ma ti manda avanti, ecco. Perfetto. Ma io farei un applauso alle battute di Mars. Cioè, ha risposto meglio di come avresti risposto tu. Come? Ha risposto meglio di come avresti risposto tu. Se vuol sentarsi qui. Quando saprò distinguere destra e Sì, sinistra. ok, va bene. Ok, quindi 5 punti conquista la Prolocco di Cividale. A questo punto penso che siano a 16 punti. Fatemi vedere il punteggio, così sì, 16 e 48 Fagagna, ma andiamo Elisabetta con il gioco tra due lingue, quindi può partire la sigla e intanto pensi al numero. Che busta, 3. La 3 o la... Aspetta, come mi metto così? La 3... Destra o sinistra? Quella di là. Mi ha contattato. Dai, 3 andiamo con la 4. 4. La 4? Sì. Ok. 4. Tu preferiresti sempre dal friulano all'italiano? Guarda, a questo punto. Basta che non si appreti a questo punto, perché già lì, se no ci finiamo un'altra volta, finiamo direttamente. La busta 4. Perché mi guardi? Dall'italiano al friulano, Certo. perché mi fa una roba impossibile questa di questa Ecco. sera. Dall'italiano al friulano. Beh, certo. Se dobbiamo finire in gloria. Brava, brava. Paradiso. Partiamo con la prima. Convento. Convent. Frate. Frare. Frari. Priore. Prior. Cappuccio. Cappucchio. Boh, sì, va bene. Suora. Muinia. Badessa. Badesse. Velo. Vel. Cordone. Cordon. Scapolare. Scapolar. Elemosina. Elemosine. No. Convento. Convent. Frate. Frari. Priore. Prior. Cappuccio. Cappuccio. Suora. Muinia. Badessa. Badesse. Velo. Vel. Cordone. Cordon. Scapolare. Scapolare. Scapolar. Elemosina. Tempo scaduto. Limuesine. Limuesine. Boh, 9 su 10, dai. Ma insomma, dai. 9 punti su 10 non è male. Però hai scelto un tema. Dimmi? Hai scelto questi temi. Per il mio ritorno ho pensato a una certo. cosa spirituale, Ah, liturgica, una cosa ecco. così. Va Poi bene. dai, con frati e suore è andata un po' meglio. Non vuoi sapere. La busta 3 dal friulano all'italiano per la Prolocco di Fagagna. Bene. Quindi partiamo con la prima parola che è paradis, Paradiso, agnul, angelo, arcagnul, arcangelo, cil, cielo, lusor, luce, premi, premio, bontat, bontà, salvecce, salvezza, cor, cuore, no, No. paradis, paradiso, agnul, angelo, arcagnul, arcangelo, cil, cielo, lusor, luce, premi, premio, bontat, bontà, salvecce, salvezza, cor, coro, Gionde. Gionde o gionde? Gionde. Gionde. chioma,
No. No. Paradiso. Agnul. Angelo. Arcangelo. Cielo. Lusor. Luce. Premio. Bontà. Salvezza. Coro. Ghionde. Perché chioma poi? Gioia. Gioia. Perché chioma? Non sapevo. Per assonanza. 9 su 10 anche voi. È arrivato il momento di parlare un po' delle vostre iniziative, di quello che avete in mente per i prossimi mesi, quello che siete riusciti a realizzare. Elisabetta, Cividale, come va? Insomma, è stata 2 anni complicati. Sapete che tra le nostre iniziative più importanti c'è il Baule del Diavolo la quarta domenica di ogni mese, e quindi chiaramente questa situazione ci ha un po' legato le mani, non è che ci siamo potuti muovere facilmente, anche perché il numero delle persone che lo frequenta è elevato, quindi i rischi che ci sono alti. Abbiamo dovuto mettere in campo molte forze per riprendere l'anno scorso il baule, siamo riusciti a farlo per qualche mese. Purtroppo questo mese, già lo anticipiamo, non ci sarà perché l'impennata dei contagi, la situazione non ci rende tranquilli nella gestione, e quindi ricominceremo con febbraio, ma abbiamo in mente di aumentare un po' gli appuntamenti magari nei mesi estivi con delle edizioni serali, notturne, proprio perché durante l'estate abbiamo visto che insomma la situazione è un po' più tranquilla. Speriamo invece di riuscire a riportare in piazza il Truc, che è a Cividale l'unico gioco nato proprio a Cividale, che si svolge a Pasqua e Pasquetta. L'anno scorso avevamo pensato anche di spostarlo come date, ma poi la tradizione è troppo forte, non abbiamo voluto spostarlo da quella per cui è nata. Per cui quest'anno ci auguriamo di riuscire a farlo, magari non sarà come siamo abituati a viverlo, perché di per sé è un assembramento, sono tutti bambini, i ragazzi e i meno giovani che giocano tutto intorno a questo cattino di sabbia con le loro uova, quindi insomma i momenti di contatto ci saranno, ma cercheremo di magari trovare una soluzione alternativa. Ovviamente virtuale no, non è possibile pensarla, però insomma ci inventeremo qualcosa anche in questo caso. Più sicuro, ecco. Sì, sì. Quindi queste le vostre, insomma, il sì, programma è che il trucco, purtroppo e volenti o nolenti, e l'anno scorso abbiamo dovuto rinunciare anche ai nostri concerti che facciamo ogni anno nel mese di giugno, proprio perché non c'erano le condizioni per poterlo fare. Vedremo quest'anno se riusciremo a fare almeno uno di quelli che avevamo in programma anche negli anni passati, però sì, devo dire che ci stiamo un po' rimettendo in sesto nel cercare di fare le iniziative, ma non è facile, non è facile. A Fagagna invece come va? Ah, parlerà il nostro Luca, il nostro giovane componente della Proloco. Noi a Fagagna in questi 2 anni abbiamo cercato di portare avanti la tradizione della corsa. Sì. Siamo riusciti a fare 2 anni fa il 130° anno. E anche se c'erano tutte queste difficoltà con l'emergenza Covid. L'anno scorso siamo riusciti a fare 2 weekend di sagra, e quest'anno stiamo lavorando per andare a fare la 132esima corsa degli asini, e se riusciamo con le questioni Covid a fare anche il nostro palio dei borghi. In che periodo dell'anno? Noi facciamo le prime 2 settimane di settembre. Settembre, ok. Facciamo la sagra, e la prima domenica di settembre c'è la corsa degli asini, invece la seconda c'è il Palio dei Borghi. Il Palio dei Borghi principalmente è uno spettacolo in cui i nostri 4 borghi creano e si sfidano tra di loro. Poi a giugno vorremmo fare il torneo Miss de Bale, che è il torneo di pallavolo e calcetto, e sempre in base alle questioni che ci sono tra Covid. Certo. Noi speriamo di riprendere un po' la normalità e di riuscire a fare questi 2 grandi eventi che sono la sagra e il nostro torneo. E noi ve lo auguriamo naturalmente. Complimenti per quello che fate per il vostro territorio, sia a Cividale che a Fagagna.
Noi siamo in chiusura e dobbiamo vedere com'è andata questa puntata. Chi avrà vinto? Thriller. A me c'è molta incertezza, io ho dei sospetti, ma li tengo per me perché non vorrei influenzare la giuria. No, non influenzare nessuno. Anche perché eventualmente c'è ripescaggio, quindi subito dopo la puntata ci saranno le foto delle 2 pro loco, ma la pro loco che ha perso questa puntata può essere ripescata, quindi mettete i vostri like, poi tra un mese usciranno anche i coupon nel settimanale del Friuli e quindi avrete la possibilità di votarli anche attraverso il coupon. Le 3 pro loco che migliori classificate, grazie appunto ai vostri voti, ritorneranno in gara. Andiamo a vedere com'è andata questa puntata tra la Proloco di Fagagna e Cividale, la proclamazione del vincitore in grafica. E alla suspense Cividale 25, quindi Fagagna continua con 57 punti. È andata. Bravo Francesco. Grazie. Bravi ragazzi. Ritornerete tra un mesetto qui in studio, quindi avete la possibilità di cambiare la squadra, eventualmente, perché conosco tante altre ragazze di Fagagna della Pro Loco, eventualmente fate uno switch, un cambio? Vedremo. Vedremo, Perché perché no? Magari squadra che si vince non si cambia, bisogna un attimino capire come fare, la tattica, no? E invece fatevi ripescare voi ragazze Cividale, fatevi votare, sia attraverso Facebook, attraverso i coupon, quindi mi raccomando fatevi votare. Grazie per essere stati qua con noi, siete simpaticissime, Claudia ha apprezzato in particolar modo la vostra presenza. Sì, beh, dopo tanti anni, secondo sì. Finalmente una squadra tutta femminile, al tuo ritorno non te l'aspettavi, no? La creme, ho trovato la creme del quiz. Bene, allora la Proloco di Fagagna ritorna, quindi preparatevi, votate Cividale per il ripescaggio, votate a prescindere Claudio Romanzin che torni nelle prossime puntate, perché in un clima liturgico e così salvifico. Ringrazio la regia, Francesco Snidero, Simone Caramaschi e Paolo Bassi. Grazie ragazzi, grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo alla prossima, ciao! Questa trasmissione è stata offerta da VS Gomme.